Sì, è sempre una grande emozione aprire la Mostra Internazionale del Gelato, ha quel sapore, ecco, mettiamola così, che le altre manifestazioni non hanno in maniera così importante. Abbiamo presentato tutta una serie di innovazioni importanti, alcune anche delle sfidanti proprio, perché portare qua il CNR, farlo uscire dai laboratori e farlo entrare in una fiera per parlare di trasferimento tecnologico, innovazione, brevetti è una cosa insomma non da poco. Dopodiché c'è tutta la partita della diffusione e del racconto del gelato artigianale, che qui trova formazione, informazione, ricerca, nuove ricette e nuovi spunti per essere esportato nel mondo. Nel 2026 vogliamo giocare una partita importante in cui noi saremo coloro che accoglieranno in prima battuta nel contenitore più grande vicino a Cortina tutti quelli che si recheranno sulle Dolomiti. Abbiamo quindi fatto il gelato, creato questo concorso del gelato olimpionico, che in 3 tappe nel 2026 decreteremo quale sarà il gusto o la coppa o l'insieme di gelati che definiranno il gusto olimpico. Longarone Fiere dei Dolomiti si sta dimostrando sempre più un hub a disposizione di un territorio che io comincio a vedere essere il Veneto, e quindi intorno a questo noi dobbiamo costruire queste nicchie specializzate dove ci sono le eccellenze assolute del territorio, come può essere il gelato artigianale, che poi però possono essere esportate nel mondo come eccellenze italiane made in Italy. Stiamo strutturando una serie di innovazioni in campo agroalimentare, quindi anche nel gelato, per rendere il gelato un prodotto di qualità elevato, addirittura un gelato chiamato nutraceutico, cioè un gelato che abbia in sé molecole di origine naturale, tipiche per esempio delle integrazioni alimentari, per trasformarle in un prodotto di origine, cioè di utilizzo quotidiano, e quindi un gelato nutraceutico, cioè un gelato che fa anche bene alla salute. Sì, io mi occupo di neuroscienze e il cervello è una macchina meravigliosa che serve a organizzare e coordinare il nostro corpo, ma dall'esterno riceve una serie di impulsi che gli permettono di essere modulato. Quindi poter stimolare i sensi, oltre alla proprietà nutraceutica, quindi anche il senso visivo e quindi la visualizzazione del prodotto, anche il gusto, sono dei modulatori del nostro sistema nervoso, e quindi potrebbero avere effetti importanti nel nostro quotidiano. Hai parlato proprio bene, è un'emozione sempre l'inaugurazione della Mostra Internazionale del Gelato, perché è un momento per la città di Longarone di grandissima festa, ma soprattutto per questo mondo del gelato che è particolarmente legato a noi, a questi territori, al Cadore, allo Zoldano, e ogni anno ci si ritrova qui veramente per fare anche un po' di festa, anche se per le aziende sicuramente è un momento per intraprendere contatti d'affari in un clima di familiarità che secondo me resta la grande forza di questa manifestazione. Ma in questi ultimi anni è un po' cambiata questa tendenza, nel senso che si è allungata la stagionalità. Devo dire che purtroppo sono sempre meno gli italiani che aprono gelaterie fuori dai nostri confini, e questo sicuramente non è un segnale positivo, però devo dire che la cultura del Made in Italy nella preparazione del gelato artigianale resta italiana, e noi da questo punto di vista siamo straordinariamente i più bravi di tutti. Faccio un po' il campanilista, ma penso che in questo momento ci voglia, e soprattutto lo meritano i nostri gelatieri italiani. Ma diciamo che questa è la capitale mondiale del gelato da sempre, Longarone è la capitale mondiale del gelato, perché dalle nostre vallate, dalle vallate bellunesi, partivano i maestri gelatieri che andavano in tutto il mondo, non solo in Germania, a presentare il prodotto che era innovativo e è tuttora innovativo, il gelato artigianale. Perché dico che è innovativo? Perché i nostri maestri gelatieri non si sono mai fermati, hanno sempre cercato di evolversi dal punto di vista tecnologico e anche dal punto di vista dei gusti, cercando di legare il prodotto locale con i gusti nuovi, e questo fa sì che possa rientrare assolutamente come un prodotto di qualità il gelato artigianale nei più grossi ristoranti, più importanti ristoranti, e non è un caso che oggi ci siano anche ristoratori del calibro di Vissani proprio per questo motivo. Ma deve incorporare aria, tanta aria, deve essere mantecato con la frutta fresca, non la frutta sciroppata, noi concentrati, è qualcosa di inarrivabile. Il gelato, quando tu lo pastoso lo prendi,
senti la sensibilità, è come una bella donna. Il gelato artigianale va difeso, ricordo che c'è la giornata nel Parlamento europeo del gelato artigianale, questo vuol dire che è un prodotto che ha conquistato il mondo, ma che è compito di noi parlamentari europei difendere questo prodotto soprattutto dall'assalto di quelle che sono le multinazionali del gelato che vogliono cancellare e vedono in questi prodotti straordinari, fatti con arte, con passione e soprattutto con il cuore, e che sicuramente hanno conquistato il mondo e sono un biglietto da visita del prodotto italiano, di quella che è la cucina, l'enogastronomia e quant'altro.